Bene, allora do la parola a questo punto, si è già pronto, è qui vicino a me, al primo dei relatori, che in realtà, Giorgio, farai 4 interventi, Farò giusto? 4 micro interventi tra gli interventi dei relatori principali. Bene, allora presento brevissimamente Giorgio Iacuzzo che ci parlerà sostanzialmente in 4 pillole di interventi riguardanti l'informazione ufficiale che spesso è nascosta all'interno di pieghe di altre informazioni, come nel caso precedente io ho cercato di documentare. Giorgio ha lavorato dagli anni 70 nel mondo della fotografia, del cinema documentario, scientifico e tecnologico. Dagli anni 90 scrive su argomenti di scienza, di tecnologia, di storia contemporanea su quotidiani e periodici italiani e stranieri. Se mi permetti, ascolterò in religioso silenzio, cercherò di curare questi 10 minuti, quindi al termine ti inviterò a chiudere e poi, se del caso, farò un brevissimo commento, magari appuntandomi cose che poi diremo nel dibattito oggi pomeriggio. A te la Certo. parola e grazie, benvenuto. Grazie a te. E niente, questo mio primo intervento mi è stato ispirato da alcuni incontri che ho avuto in questi ultimi anni, anche nei recenti mesi, con funzionari dell'amministrazione statunitense a livello diplomatico, a livello di Casa Bianca, che discutendo mi chiedevano: ma come mai in Russia la popolazione ce l'ha così con noi, con gli Stati Uniti? Io dicevo, beh, naturalmente perché eravate alleati e alla fine della seconda guerra mondiale in pochi giorni l'avete iniziato a demonizzare quel paese, facendolo diventare il nemico principale. Avete inventato la guerra fredda che ha impedito che risorse andassero alla ricostruzione di quel paese, e poi soprattutto perché li avete attaccati. E questi mi dicono: ma cosa sta dicendo? Noi non abbiamo mai attaccato la Russia. E questo fa a me cadere le braccia quando vedo degli altri funzionari e dei diplomatici che non conoscono neanche la storia del loro paese, perché in effetti gli Stati Uniti hanno attaccato la Russia esattamente 100 anni fa, nel 1918, quando i russi hanno sottoscritto il trattato, l'armistizio con gli imperi centrali. La Russia, che era un alleato degli Stati Uniti, della Gran Bretagna, della Francia e dell'Italia nella guerra contro gli austro-ungarici, immediatamente questi paesi, Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Italia e Giappone, hanno deciso di invadere il paese. L'invasione è stata iniziata nel settembre del 1918. Ci sono stati 2 sbarchi, uno ad Arkhangelsk, quella zona più a nord, vicino San Pietroburgo, e poi a Vladivostok. Ad Arcangelo sono sbarcati inglesi, francesi, statunitensi e italiani. A Vladivostok sono sbarcati statunitensi che venivano dalle Filippine e giapponesi. Il corpo di intervento non era piccolo. Gli statunitensi che avevano il comando generale avevano 9.000 uomini, il Giappone ha mandato 72.000 uomini, la Cecoslovacchia aveva 62.000 uomini, la Polonia 12.000, il Canada 4.000, la Romania 4.000, l'Italia 2.000, la Gran Bretagna 1.600 e la Francia circa 800. Voi avete mai letto su qualche libro di storia che noi abbiamo mandato 2000 uomini a invadere la Russia 100 anni fa? Io non l'ho mai saputo. Comunque l'invasione non andò come era stata pianificata. Naturalmente l'invasione era stata fatta per cercare di fermare l'avanzata delle truppe bolsceviche che stavano riprendendo il controllo del paese. Praticamente era una missione in appoggio alle armate bianche zariste. Questa cosa si conoscerà bene solo una ventina di anni dopo, quando nei suoi diari Winston Churchill scriverà
che lo scopo dell'operazione era quello di strangolare nella culla l'infante bolscevico. Ma a un certo punto qualcuno mette i bastoni tra le ruote. Qui vedete il porto di Arcangelo, qui vedete i Marines a Vladivostok, e a mettere i bastoni tra le ruote è il generale Graves, il comandante del contingente statunitense. Il generale Graves era un militare di professione rigidissimo, non voleva sapere di questioni di immischiarsi con la politica, per cui chiese al presidente Wilson un memoriale preciso su quello che poteva o non poteva fare. Naturalmente il presidente degli Stati Uniti, in modo molto diplomatico, scrisse delle cose che non dovevano interferire con il diritto diplomatico internazionale, anche se lo scopo della missione era un'interferenza nel paese. E il generale Graves invece si attenne alla lettera, alla virgola, alle istruzioni che gli aveva dato il suo presidente. Qui c'è lo sbarco a Vladivostok, dove vediamo le truppe statunitensi che sfilano davanti un picchetto d'onore giapponese, che solo qualche anno dopo saranno i loro principali nemici. Qui ci sono altre scene sempre dello sbarco. Comincia il dispiegamento in tutto il paese. Si tratta essenzialmente di bloccare la ferrovia transiberiana per non permettere i rifornimenti all'armata bolscevica e per permettere invece i rifornimenti alle truppe zariste. Naturalmente, ufficialmente la missione viene fatta passare per protezione di convogli ferroviari della Croce Rossa Internazionale. Come il generale Graves scriverà nei suoi diari qualche anno dopo, alla fine del conflitto rientrato a Washington, in realtà i convogli della Croce Rossa Internazionale venivano utilizzati non per il soccorso sanitario, ma per trasportare armi ed esplosivi. Al Giappone la missione ci tiene molto, difatti escono libri, pubblicazioni e così, anche perché hanno il contingente più grosso. I giapponesi si alleano con gli atamani, con i capi tribù delle tribù di predoni siberiani, e cercano di fare più bottino possibile. Poi naturalmente il modus operandi del generale Graves, per cercare di stare al di fuori degli scontri, al di fuori dei conflitti tra le due parti, riduce di molto le perdite statunitensi. In quasi 3 anni di campagna gli statunitensi avranno solo 170 morti e circa 300 feriti, mentre le perdite per gli altri contingenti sono molto più pesanti. A un certo punto gli ambienti del Dipartimento di Stato di Washington si innervosiscono per l'assurdo comportamento del generale Graves e fanno girare l'assurda voce che fosse un simpatizzante bolscevico. Anzi, chiedono anche una commissione d'inchiesta del Congresso che faccia luce sull'operato del generale, ma le sue referenze sono talmente di alto livello che la cosa non si riesce a fare. Queste sono alcune immagini del momento: il generale Graves in alto a destra con un generale russo, uno dei capi, in alto a sinistra uno dei capi siberiani dei predoni delle colonne. Sotto abbiamo militari cecoslovacchi su treni armati per il controllo della Transiberiana. Sotto a sinistra abbiamo fanteria statunitense in marcia in piena Siberia. Praticamente poi questo è lo Stato Maggiore di che comprende i comandanti di tutti i paesi coinvolti.
poi qui abbiamo altre navi a Vladivostok e ad Archangelos e attrezzature militari che vengono portate. Qui abbiamo invece i corpi di tutte le polizie militari dei paesi coinvolti, tra cui c'è anche in una fettina un reparto di carabinieri, la nostra polizia militare. Sotto altre immagini delle operazioni, soprattutto inglesi, l'impiego dei primi aerei, invece a destra in basso abbiamo un treno corazzato bolscevico in mezzo alla neve. Naturalmente durante questa missione finisce la prima guerra mondiale in Europa, i soldati cominciano a venire mandati a casa, per cui a un certo punto le truppe coinvolte nell'operazione contro la Russia cominciano ad innervosirsi, perché dicono: noi siamo qui già da 2 anni mentre i nostri commilitoni che erano in Europa sono già a casa, per cui cominciano a non obbedire più agli ordini, a far fallire le operazioni, e a un certo punto l'operazione viene sciolta. E naturalmente lo scopo dell'operazione fallisce completamente, perché le armate bianche non ricevono, come scrive il generale Graves nel suo diario, le armate bianche non hanno nessun appoggio della popolazione in tutti i paesi di quella che diventerà poi l'Unione Sovietica. E qui per esempio a destra abbiamo un volantino scritto dalle donne del Tagikistan di appoggio all'Armata Rossa e non all'Armata Bianca. Per cui alla fine del 1920 tutti i contingenti vengono rimandati a casa e la storia finisce qui, e negli Stati Uniti nessuno sa questa storia. Vi ringrazio. Penso che quello che ci ha detto in questo dibattito Claudio sia un tema molto importante, perché vi posso raccontare, così giusto per prendere tempo mentre Giorgio carica le slide, un episodio che mi è successo. Quando io facevo attività politica, devo dire ai tempi delle guerre puniche, ero abituato, avevo le braghette corte, insomma ero molto giovane, ero abituato a vedere la televisione da cittadino, no? E quindi poi tu vedi le cose, guardi le inquadrature, guardi le cose, via discorrendo. Parlo dei TG nazionali, eccetera. Parlo di molti anni fa, più di 20 anni fa. Quando poi mi sono messo a fare delle cose io, tipo vedere, che so, una votazione alla Camera, un provvedimento, una cosa nella quale io ero stato in quell'aula, quando la sera ritornavo in albergo e guardavo la TV, avevo un momento di sbandamento, perché dicevo: ma non è, ma la realtà è quella che mi dice il mio cervello o quello che mi sta dicendo quel televisore lì? Questa è un'esperienza che ho avuto molti anni fa e auguro di non avere, vi auguro di non provarla, perché è un momento in cui ti chiedi se tu esisti e ti verrebbe voglia di andare a vedere all'anagrafe se veramente sei nato, perché è un momento in cui sei disassato. Vabbè, ho preso qualche istante, vi ho detto una stupidaggine per dare il tempo a... Sei pronto? Sì. Bene, prego. Niente, il tema di questa breve storia è quella dei migranti. Voi sapete che i migranti attualmente sono il prodotto che genera profitti per i trafficanti di esseri umani. Io non voglio parlare della situazione dei migranti di adesso, dove i trafficanti girano i paesi economicamente più poveri come il Bangladesh, il Sudan, la Nigeria, mostrano con i telefonini i loro parenti arrivati in Europa che hanno la Mercedes, che hanno una moglie bionda e che hanno un appartamento gratis e tutte queste palle a cui questi poveretti credono, e si indebitano con le loro famiglie per anni, anche per decenni, per entrare in questo giro che poi nella maggior parte dei casi si risolve in una tragedia o in una situazione di illegalità.
Io vi parlo di migranti di 150 anni fa, esattamente del posto dove ci troviamo adesso, dalla periferia di una fascia che va dalla periferia di Treviso alla periferia di Pordenone. Un grosso trafficante di esseri umani di allora, un marchese francese, Charles de Ré, aveva deciso di spingere popolazioni contadine di aree particolarmente depresse, tipo le Tre Venezie, alcune zone della Baviera e alcune zone della Svizzera, verso la nuova Francia, la Nouvelle France, una zona che si è inventato totalmente lui nella sua testa, però ha avuto una serie di appoggi, soprattutto in Italia, significativi. In particolare il suo agente per la zona del Triveneto era un certo Edwige Schenin, un capitano garibaldino dei cacciatori delle Alpi, che aveva la possibilità di arruolare questi poveri contadini in un'impresa, in un viaggio verso la nuova Francia, che era nell'area del Pacifico. Queste famiglie che sono cascate in questa enorme truffa hanno venduto tutto quello che avevano e in cambio hanno ricevuto una serie di certificati che, oltre a coprire le spese del viaggio, gli garantiva, una volta arrivato in Nuova Francia, una casa di 4 locali e 20 ettari di terreno. Un sogno paradisiaco per queste zone. Praticamente Schenin è riuscito a imbrogliare qualche centinaio di famiglie, in particolare della zona di Fracenigo, Codogné, Orsago e Sacile. Prima questa gente è stata convogliata verso il porto di Marsiglia, ma le autorità francesi si sono rifiutate di farle imbarcare perché il vapore, che si chiamava Ferret, era ritenuto che non potesse tenere il mare. Nessun problema, il marchese del Re ha fatto cambiare il nome a questo vapore, l'ha immatricolato sotto una falsa bandiera, l'ha chiamato India. Il vapore aveva 900 tonnellate di stazza e l'ha portato a Barcellona, per cui la gente dalle nostre zone ha dovuto andare in treno prima fino a Milano, poi Genova, poi Marsiglia. A Marsiglia non è stato permesso l'imbarco, ha dovuto arrivare a Barcellona. Naturalmente, come adesso i trafficanti usano i nuovi media, mostrano i filmati dei parenti che hanno avuto successo sul telefonino, il marchese del Re pubblicava una rivista, un mensile che si chiamava la Nouvelle France. A un certo punto di questa rivista, di questa testata, in Europa ne erano state diffuse 450.000 copie, un numero spropositato. Naturalmente in Svizzera e Germania sono intervenute le autorità e hanno arrestato gli agenti e la truffa non è andata in porto. La truffa ha avuto successo solo in questa nostra zona. Praticamente nella rivista mostravano Port Breton, dove sarebbero arrivati i migranti, c'era già una costruzione e attorno una foresta rigogliosissima. Il 9 luglio 1980 finalmente l'India riesce a partire da Barcellona. Ci sono 263 imbarcati. Le autorità italiane consolari non volevano rilasciare i passaporti ai migranti perché dicevano il percorso è pericoloso, c'è qualcosa che non quadra, potrebbe essere una truffa. Però questi migranti avevano tutti ormai in mano un certificato di proprietà
all'estero di una casa e 20 ettari di terreno, per cui le autorità gli hanno rilasciato i passaporti. La traversata è durata dal 9 luglio 1980 fino alla fine di ottobre. 1880. Per cui guardate voi sulla cartina a destra il percorso che hanno dovuto fare per arrivare a Port Breton, capitale della Nouvelle-France, una cosa completamente inventata. E durante la traversata sono morte 27 persone, quasi tutti bambini. In un verbale della polizia australiana, Luisa Tomé di Orsago dice: a bordo stavamo tutti accalcati, molta roba da mangiare, era cattiva e con i vermi, ci davano cibo che non andava bene neanche ai cani. Arrivati a Port Breton vedono che c'è solo un capannone, una specie di tendone, non c'era la costruzione raffigurata nell'immagine, il terreno è spugnoso, la foresta pluviale è fittissima e gli abitanti locali non sono certo benevoli. Difatti di notte dormono tutti a bordo dell'India. La maggior parte delle scorte di cibo vanno buttate. Dopo 130 giorni dallo sbarco ci sono già 48 morti, oltre i 27 durante il viaggio. Dopo 4 mesi, il febbraio del 1881, decidono che lì la vita è impossibile e la nave costringono il comandante a salpare per la Nuova Caledonia. A questo punto le autorità francesi sequestrano la nave con tutto il carico. Dal verbale della polizia di sequestro nel carico troviamo 100 dozzine di collari d'ottone per cani, altrettante campanelle a sonagli di bronzo, 600 specchi di ogni forma, 200 lampade a carburo, 500 cappelli di paglia sottilissimi e inservibili, 400 libri da comunione, 500 rosari e 23 scatole di ostie bianche con i vermi. Sì. Un funzionario britannico dell'Australia verbalizza che durante il periodo in Port Breton un gruppo di migranti aveva rubato delle scialuppe e aveva raggiunto delle isole Salomone, però avevano sbagliato non conoscendo la zona, erano sbarcati in zona di nativi antropofagi, cannibali, che se li erano mangiati. Ricordiamo che solo dal Triveneto negli anni tra il 1861, l'Unità d'Italia e l'inizio della Prima Guerra Mondiale si sono mossi oltre 3 milioni di migranti. Nel sud Italia la situazione è stata ancora peggiore. Per chi volesse maggiori informazioni consiglio 2 libri, ecco questi sono gli abitanti ancora altri abitanti del Salomone, consiglio 2 libri che non recensisce mai nessuno e di cui la stampa non si occupa. Una è Storie straordinarie di italiani nel Pacifico e l'altro è L'albero della cuccagna, che racconta soprattutto nelle regioni del sud Italia come è stata organizzata la tratta degli esseri umani, principalmente da compagnie navali britanniche che hanno portato molte volte i migranti negli Stati Uniti, ma molte volte li hanno portati a sbarcare in Spagna, in Marocco o addirittura nella stessa Sicilia o Calabria da dove erano partiti mesi prima. Praticamente le navi in mare aperto facevano circolo per un mese e poi ritornavano soprattutto sulle coste siciliane, e questi poveretti si erano venduti tutto per pagarsi il viaggio della speranza. Grazie. Bene, grazie. Allora penso che adesso qualche secondo e ci colleghiamo con il prossimo relatore. Bene, do di nuovo la parola allora a Giorgio, che ci parla a questo punto di che cosa?
Che fine ha fatto Lee Harvey Oswald? Spiegare anche chi è? Ma penso che tutti sappiano chi se sia. ve lo ricordate, è quello che è stato indicato come l'assassino, lo sparatore al presidente Kennedy il 22 novembre del 1963. Questa è una delle immagini di quel giorno. L'Oswald lavorava da qualche mese in questo stabile, era un deposito di libri, e dalla finestra che vediamo segnata sulla destra avrebbe sparato in 5 secondi 3 colpi precisissimi che hanno colpito il presidente Kennedy. E c'è stato detto dalle varie commissioni che Lee Oswald aveva acquistato per corrispondenza il fucile italiano da un venditore di armi. Naturalmente negli Stati Uniti, soprattutto in quei tempi, non serviva nessuna autorizzazione, la vendita delle armi era libera. Il fucile con il cannocchiale praticamente era un fucile italiano modello 91 usato nella prima e seconda guerra mondiale, era stato pagato $19,95, che considerando il valore del dollaro di allora è come se l'avesse pagato adesso 12 euro. Oswald venne arrestato circa dopo un'ora l'assassino del presidente, già le radio dicevano che l'assassino era stato Oswald. Oswald viene arrestato, vediamo la foto in alto, all'uscita di un cinema verso mezzanotte dello stesso giorno. A destra c'è la sua fotoidentificazione della polizia di Dallas. Nell'immagine sotto viene trasportato dalla stazione di polizia verso il tribunale, dove dopo un primo interrogatorio si presenta alla conferenza stampa dei giornalisti, dove racconta che lui non sa di quello che lo vogliono incriminare, che al momento degli spari lui era a fare lo spuntino nella mensa del deposito dei libri e che non si è accorto di niente. Subito dopo la conferenza viene trasferito in prigione, ma viene assassinato da un uomo, Jackie Rubinstein, che si era introdotto nei locali della polizia di Dallas, dove era un confidente e un abituale frequentatore. E niente, Oswald, le foto di sopra le abbiamo viste all'epoca e molte volte. Le foto di sotto sono più rare, e il caricamento di Oswald in ambulanza e il trasporto in ospedale. Questo è immediatamente dopo l'autopsia, e sotto vediamo il corpo, il feretro viene messo nella bara, e questo è un biglietto da visita dell'azienda che ha curato il trasporto e il funerale. E la storia si chiude il 25 novembre alla mattina con al cimitero di Dallas un funerale in sordina. Qui vediamo lo scavo della fossa, l'arrivo del furgone, sotto a sinistra la moglie con il bambino in braccio, a destra vediamo ancora la moglie con il bambino in braccio, il cognato, fratello di Oswald, e la mamma col nipotino in braccio. Ci sono le versioni della commissione ufficiale che dicono che è stato lui, altri dicono che sono stati altri, che lui è solo un capo espiatorio. Come faccio? Arriviamo al 2010. Dove è Oswald adesso? Il 2010, senza informare la famiglia, senza informare nessuno, il comune di Dallas decide di mettere in vendita il lotto di terreno dove è stato sepolto Oswald e mette all'asta i suoi resti. E queste sono le foto dei resti di Oswald, che sono state acquistate da un collezionista privato per circa $80.000.
Quando i familiari, i figli e la vedova l'hanno saputo, hanno chiesto almeno, ma perché non siamo stati avvisati, e così hanno chiesto di sapere il nome del compratore, hanno fatto una causa in tribunale, il tribunale ha deciso che per motivi di privacy i familiari non possono sapere chi ha le spoglie del loro congiunto. Questa è la situazione negli Stati Uniti e niente, qualche anno dopo, per chiudere definitivamente tutto, il comune di Dallas ha ordinato anche la distruzione della casa dove aveva abitato. E qui è la fine della storia. Nessun giornale ha scritto una virgola, né in Europa né naturalmente negli Stati Uniti. E il collezionista si gode il suo cimelio. Grazie. Beh, cosa possiamo dire? Sono delle narrazioni, possiamo rimanere solo basiti di fronte a ciò che abbiamo visto, e soprattutto ringrazio Giorgio perché, al di là della capacità di sintesi, e come moderatore mi complimento anche per aver rispettato i tempi, che non è mai facile. Mi complimento anche per l'approccio giornalistico vero, cioè probatorio delle affermazioni. Non sono opinioni, ma sono documentazioni provate. Bene, la parola a Francesca Salvador perché c'è una comunicazione importante. Prego. Allora, questa comunicazione è per tutti gli amici che sono in ascolto in streaming e anche per tutti coloro che visualizzeranno poi quando metteremo su YouTube, sia nel canale di BioBlue che nel nostro della Salus Bellatrix, l'intero evento di oggi. Questo evento è stato preparato con tanta passione, con tanto amore, ed è stato preparato aspettandoci una certa affluenza che voi siete bravissimi, però speravamo fosse un po' più alta, perché abbiamo ottenuto il contributo contenuto sperando in una larga. Intanto volevo ringraziare Paola per il suo intervento e rispetto al discorso che ha fatto, compiacermi perché il nuovo presidente della RAI, rispetto ai suoi predecessori, conosce 5 lingue, mentre la maggioranza dei suoi predecessori conosceva solo l'italiano e male. Marcello Foa parla fluentemente come prima lingua italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo, e legge letteratura in tutte queste lingue. E volevo anche riallacciarmi ai discorsi che ha fatto l'Enrica questa mattina, agli esempi che ha fatto di disinformazione, demonizzazione di Kim Jong-un, il presidente coreano, perché si tratta di un fatto abbastanza simile. Se vi ricordate, durante la presidenza Obama sono stati riallacciati i rapporti diplomatici con Cuba, che da oltre 50 anni erano inesistenti. È stata riaperta l'ambasciata statunitense a Cuba, ma dopo qualche mese sono cominciati a succedere dei fatti strani. Il personale diplomatico ha cominciato a stare male, praticamente 22 su 40 diplomatici hanno dovuto essere riportati negli Stati Uniti con dei ponti aerei sanitari. La polizia cubana trovava diplomatici statunitensi che giravano a caso per l'Havana e dintorni senza sapere dove fossero, dove stessero andando e chi erano.
insomma è iniziata una crisi diplomatica. A un certo punto il Dipartimento di Stato ha accusato i cubani di usare un'arma segreta a ultrasuoni contro i loro diplomatici. I cubani sono caduti dalle nuvole. Molti esperti militari statunitensi hanno detto che non si potevano lanciare accuse del genere perché il governo cubano non era in grado di mettere a punto delle armi a microonde o con certe caratteristiche come invece avevano gli Stati Uniti. Comunque le cose sono andate avanti, la gente stava sempre peggio, è stato praticamente trasferito quasi tutto il personale. Poi è arrivata l'amministrazione Trump. L'amministrazione Trump ha mandato delle squadre di esperti, hanno fatto lo screening elettromagnetico di tutta l'ambasciata. Nella foto in alto a destra vediamo una delle conferenze stampe fatte alla Casa Bianca in cui i cubani venivano accusati di attaccare il personale statunitense con delle armi segrete. Tutti hanno continuato a ripetere che Cuba non ha la possibilità di avere determinate attrezzature come quelle che vediamo nelle foto, che possono avere solo delle grosse potenze con grossi centri di ricerca. A un certo punto la musica è cambiata, hanno detto beh certo i cubani non possono, ma loro sanno certamente chi è, e l'indice è stato puntato contro i russi o contro i cinesi. Contro i russi anche perché, guardate sulla destra, questa è l'ambasciata russa dell'Havana. È veramente un mostro inquietante. Mi spiace che non c'è Giulietto Chiesa che conosce tanto bene i russi, volevo chiedergli se poteva dirmi il nome di questo architetto, perché deve essere uno che ha qualcosa che non gli funziona. Comunque, le cose sono continuate ad andare avanti, accuse da una parte e dall'altra, e tutti i dipendenti cubani dell'ambasciata praticamente sono stati licenziati. In più c'è stata l'espulsione dagli Stati Uniti di 15 diplomatici cubani dell'ambasciata di Washington. Il governo cubano ha invitato l'FBI a venire a Cuba con tutti i suoi investigatori per analizzare assieme quali potevano essere i problemi, ma l'amministrazione ha rifiutato. A un certo punto, esattamente questa cosa, vi ripeto, è iniziata nel 2016 e ha avuto dei picchi sui mass media, come ricorderete sulle televisioni, nel 2017 e nel 2018. Poi a un certo punto gli Stati Uniti hanno detto no, probabilmente non è non è la Russia ma è la Cina. Comunque i cubani lo sanno e non ce lo vogliono dire. A un certo punto, dal luglio 2018, non si è parlato più niente, non si è più scritta più una virgola. Fino a che un mese fa circa, degli amici degli Stati Uniti, parlando al telefono, mi hanno detto ma non sai che hanno trovato il responsabile? Naturalmente in questi 2 anni il governo degli Stati Uniti ha raccolto una massa di analisi, una massa di dati, li ha mandati ai suoi centri di analisi militari, alle più grosse università, alle facoltà di biologia, di telecomunicazioni, di analisi delle emissioni radiomagnetiche, e a un certo punto gli amici degli Stati Uniti mi hanno detto un mese fa ma non sai che hanno individuato il colpevole? Ma come? Io non ho mai letto niente. Insomma, mi hanno mandato la relazione. Il colpevole ha un nome e un cognome. Si chiama Aunuroglysolus celerinictus e è questo signore. Tutte le registrazioni fatte dalla CIA, dall'FBI sulle emissioni elettromagnetiche sonore che hanno colpito i 22 diplomatici e prove fatte su di loro e su altri pazienti hanno dimostrato
Tutto questo è stato praticamente centralizzato all'Università di Berkeley, che un mese fa ha emesso la relazione finale. Questo responsabile con tutti i suoi amici. Finita la storia. Avete letto qualche virgola sui giornali che hanno trovato il responsabile? Io finora non l'ho vista.